Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati e siamo qua per un'altra puntata del nostro programma che insomma tutte le settimane ormai vi proponiamo degli argomenti sempre più interessanti e questa settimana abbiamo pensato di fare una puntata incredibile dedicata alla comicità, quindi abbiamo una platea di ospiti che incredibili veramente come personaggi, li riconoscerete e vi proporremo anche attori di teatro molto bravi nell'improvvisazione e un attore cinematografico che è stato già qua con noi ospite nelle scorse edizioni che naturalmente si presenterà e farà vedere quelli che sono gli obiettivi futuri che ha, molto interessanti per quanto riguarda un film che andrà a registrare nel prossimo anno. Quindi tantissimi ospiti, di cui i due ragazzi che sono qua con me, che sono Alessandro e Milena. Ciao Alessandro. Ragazzi, qui sta andando alla grande, voi state avendo un successo incredibile. Davvero, vi cliccano, vi cercano su internet, su Facebook, tantissimi amici, tantissime persone che fanno i complimenti e quindi ricordiamo anche stasera che chi vuole naturalmente complimentarsi oppure fare un saluto semplicemente. Anche delle domande rispettive alla puntata. Lo potete fare naturalmente sul nostro profilo Facebook, Oney. Oney, perché avete fatto qualche serata questa settimana? No, solo prove. Come sta andando il vostro lancio, la vostra produzione? Tutto a posto. Come è felice, con la marmotta qua sopra, c'ha il suo marmottino che lo accompagna. Vedi. Ragazzi, dopo vi vogliamo ascoltare, mi raccomando. Okay. Che pezzi avete preparato questa sera? Abbiamo due cover italiane, una di Venditti, una di Alessandro Amoroso e una bellissima cover di Lana Del Rey. Oh là là, tanta roba stasera, dopo vi ascoltiamo volentieri. E nel frattempo io vado a conoscere i primi ospiti, perché stasera sono veramente tantissimi. Buonasera ragazzi. Buonasera. E stiamo parlando naturalmente di una compagnia, i dettagli. Tanta roba naturalmente. Enrico Paterna che è qui alla mia destra, ciao, assieme ad Alex De Brasi, ciao, e Alessandro Guidi alla tastiera. Voi siete una compagnia teatrale di improvvisatori. Improvvisazione teatrale. Improvvisazione esatto. teatrale, quindi è un'arte difficile. Difficile, sì, ci si allena tantissimo, ci vuole una vita intera per imparare, quindi si apprende sempre, ogni giorno ci si allena e si migliora. Allora, dopo vi vedremo anche, perché è curiosa l'arte dell'improvvisazione, curiosa e difficile, però affascinante. E intanto vorrei subito salutare Frida che è dall'altra parte, che lei non improvvisa niente, lei è strutturata, perfetta, è programmata per fare bene. Buonasera a tutti, ciao Mauri. Che ci presenta gli ospiti. Sì. Allora, Maurizio, come hai anticipato tu, questa sera è una serata molto molto divertente. Abbiamo degli ospiti d'eccezione, allora partiamo da Davide Dal Fiume. Ben arrivato Davide, attore, cabarettista e anche sei ovviamente un viso noto di DTV. No, sì. Sì. No, tacevo per confermare. Ah, va bene, chi taccia consente. Oggi partiamo molto bene, una serata aiuto un po' particolare, sono preoccupata sinceramente. Di fianco, dimmi Davide. Non ti piacciono i silenzi? No. Frida, tu stasera non ce la puoi fare stasera, perché con Davide no. Con Zambianchi qui di fianco tu stasera non ce la puoi fare. Se sapevo che c'era Davide. Allora, non ragazzi, veniva. Voi due siete due mine pericolose stasera, quindi allora Davide fra l'altro ci deve lasciare fra un pochino perché è impegnato in una... definitivamente, sì. ci deve lasciare. Se vuoi per farlo stare zitto Davide, dai i pugni sulla spalla perché sta facendo terapia. Anche io ci metto, capito? Così. Infatti Davide, presentiamo gli ospiti Frida, per favore, allora, poi forza, siamo via. in compagnia di Enrico Zambianchi, ben arrivato, cabarettista, anche lui è comico. Poi siamo in compagnia di Jack Gallo, che l'abbiamo già avuto come nostro ospite l'anno scorso, ti hanno già visto, sei un attore, ben arrivato. Grazie. Fabrizio Luglio, cantante, e Alessandro Ristori, ben arrivato Alessandro, anche lui cantante, è stato nostro ospite l'anno scorso. Sì. Vorrei ricordare, Maurizio, anche un evento, perché Alessandro, correggimi se sbaglio, allora il 18 di dicembre alle ore 18 al Palacattani si terrà un evento molto bello, i 20 anni della tua carriera. Di Faenza, sì, di Faenza. Si terrà un evento molto bello per i tuoi 20 anni della tua carriera. Abbiamo deciso di fare questa festa insieme a chi ha visto iniziare insomma la mia piccola storia musicale, quindi dopo poi ve la spiego bene. 20 anni non tanto piccolo. Tra l'altro c'è una componente importante di quella serata che tu andrai a fare perché il 20% verrà devoluto a le zone terremotate. Diciamo, di era dovuto, dai, non si era fatto niente nel Faentino. Quindi volevamo complimentarci con te, ricordarla a casa, poi dopo lo ricorderemo. Grazie, ma è un piccolo aiuto, è un piccolo segno di vicinanza, non è niente. Poco di tutti si riesce a fare veramente tanto per tutti. Davide. Ci sei? Sì, cosa faccio? Pubblicizzo anch'io? No, stai girato là, come fai di solito quando sei con te, perché Davide è fantastico, giuro. Allora, tu definisci la comicità una cosa seria.
detta da te mi fa ridere. Cosa vuoi dire, Davide, con questa frase? L'ho letta in giro. Sì, ne ho dette tante, non mi riassume mica solo quella lì. No, beh, io ho trovato quella che mi ha incuriosito, quindi... Cos'è per te la devi scegliere te la frase, non la potevo scegliere io la frase con cui... No, perché sennò era facile, capito? Quindi ho preferito fartela io, Lara. No, beh, la comicità è una cosa seria, nel senso che in realtà cosa porta in più il comico alla società? Qual è il contributo del comico? È vedere un altro punto di vista che magari a cui le persone non fanno caso. Il comico, Davide, non dovrebbe anche far ridere? Sì? Sì. Comico. Ci riusciamo? Che dici? Beh, così a comando, quante vuoi? 1 chilo? Chiedilo a Ristori, ti risponderà come me, dice calma, creiamo l'atmosfera, il clima, non è, fammi ride, cioè, sai non che funziona così. C'era una battuta che non ricordo se era il grande Sei Troisi. d'accordo? Assolutamente. Sai che il grande Troisi che gli chiesero una volta, Troisi, raccontaci 2 barzellette, visto che fai il comico. Se facevo il muratore mi chiedi di costruirti una casa, cioè capisci, no? Il nesso è quello, no? Proprio così, lo a comando. diceva Bramieri, se facevo il dentista, voi che facessi un ponte, vedi, quindi è una... lo diceva Beruschi, se facevo sì, l'hanno detto in tanti, quindi. Diciamo che con la risposta è un problema hanno dato la battuta, però, sì, insomma, esatto, quindi vi hanno raccontato la barzelletta. Ascolta Davide, tantissime apparizioni televisive. Però posso provarci di farla ridere, perché adesso ci provo. Certo. Il problema non è tanto farla ridere quando dopo devo spiegargliela per farla ridere. Cioè, ci vorrebbero due tempi no, per però farla. Se non ci riesco, secondo me è 1-0 per lei, sono io che non sono riuscito. Ma perché tu guardi sempre in alto quando parli? C'è questa ispirazione divina. Non ti viene voglia di dargli un pugno nella spalla? Guarda, io sarei tentato, ma non lo faccio perché so che dopo ti metti a piangere. Io guardavo lei. No, tu guardavi là, capito? C'è questa ispirazione divina che ti piomba dall'alto. No. Cosa faccio? Pubblicizzo allora il teatro, dobbiamo aiutare questi comici, questi teatranti anche dal vivo. Allora, domani sera al Teatro Comunale di Castel San Pietro c'è Silvia Priori. Di cui tu sei direttore artistico, diciamolo, vero? Va bene. Lo possiamo dire, dai, insomma, lo diciamo, insomma, quindi un direttore artistico che insomma se ne intende un po' di teatro. E quindi c'è Silvia Priori con uno spettacolo molto brioso, rifà la Carmen, quindi è teatro. E invece la domenica c'è la microband alle 16, quindi alle 21 Silvia Priori, è Teatro Blu, viene dalla Lombardia, è una compagnia di teatro stabile, una delle poche ormai rimaste in Italia compagnie stabili. E domenica la microband, che è un duo conosciuto più all'estero che in Italia, per assurdo. Adesso cominceremo a conoscerli anche in Italia, insomma, visto che... Io ho una curiosità, Davide, com'è che hai deciso di diventare comico? Guardalo, no? Così. Basta guardarlo. No, voglio saperlo, perché non mi è ancora chiara questa cosa. Cioè, sono quelle cose che capitano per caso, lo stava un po' dicendo forse anche Ristori. Cioè, ma perché te cazzi perché ci conosciamo, ma per quale motivo? Lascialo stare, scusa. Perché poi ha un'espressione che parla, ecco. Hai visto, Il comico è anche così, è di espressione. Questo è un bel complimento. Ha un'espressione che parla, sì, dipende cosa dice, sì, però. Questo è un bel complimento. Perché... Sì. Di solito quando uno dicono che possa parlare anche stando zitto, quindi ha una comunicazione. Anch'io spero un po' di assolutamente. E poi mi rifaccio la storia perché un po' lo conosco proprio artisticamente, non ci conosciamo nella vita, ma artisticamente sì. Ci siamo incrociati molte volte. Abbiamo fatto un film assieme che è un cortometraggio che ha vinto tanti di quei premi, che a un certo momento il regista ha detto basta, non ne voglio più perché la bacheca è piena, non sappiamo più dove metterli, dateli all'attore protagonista, che era lui, allora ha iniziato a vincerli lui. Tutti lui, ecco, quindi perfetto, benissimo. Quindi, allora, come ti sei scoperto comico, Davide, al di là di tutto? Come è nata? Come viene fuori la verve del comico? Ma io non mi sono scoperto, ma hanno scoperto gli altri, nel senso che li facevo ridere inconsapevolmente, ridevano di me. Dopo ho iniziato a consapevolizzarla un po' di più, ho riso assieme a loro. Infatti hai la caratteristica che sei uno, poi dopo sentiamo anche da Zambianchi, ha la caratteristica, Davide, che in effetti, cioè lui è così nella vita. Cioè lui non è il comico che si trasforma... Lo dici te. No, lo dico io. No, è vero. Lo dico anch'io. E allora non è vero. Tu sei vulnerabile stasera, non far polemica perché c'è la spalla a sinistra che sei vulnerabile. Sì, ma io ho visto gente... Quando è nei camerini del fiume è così, per cui dopo un po' è quasi... rasenta l'insopportabilità, ma in senso buono, non è che è un'offesa, cioè nel senso buono. Ti sta guardando male. Sto per abbandonare lo studio, l'ho visto fare il Rai. Mi ha fatto male a metterli insieme. Ma infatti, ve l'ho detto, mettetemi lontano da questo individuo. Enrico,
Il profeta della risata, ti hanno definito così, è una definizione importante però, tanta roba. Allora, nasce dal fatto che io nel mio paese, che è Forlimpopoli, dopo che ho iniziato ad avere un po' di, tra virgolette, minimo successo in giro, sono tornato a fare spettacoli nel mio paese dopo anni che non li facevo, per cui ci fu questo articolo del Carlino che disse il profeta della risata, nel senso era il profeta in patria che tornava insomma proprio al proprio paesello a far ridere. A far ridere. Tu non nasci come comico però, perché tu hai un passato di scenografo, quindi sei fatto diciamo da dietro le quinte. Sì, diciamo che professionalmente sì, non ero un comico, facevo le scenografie, per cui ho fatto l'Accademia di Belle Arti, per cui ho fatto un percorso di scenografia prima in teatro, poi nel cinema, poi ho conosciuto un pochino l'ambiente, ho conosciuto persone strambe, famose, eccetera, però la passione di mettersi in gioco, di provarsi a far ridere quando hai delle cose che ti fanno ridere, le vorresti trasmettere anche agli altri, e dal di lì so che tanto stai per chiedermi come ho iniziato a fare il comico. Ma te lo chiede spontaneamente, tu come hai iniziato a fare il comico? Così, guardando dal fiume ho detto, qui bisogna dare una svolta. Se lo fa lui lo posso fare anch'io, per quello, non so se sia positivo. Io sarò un signore, non parlerò mai male di Zambianchi per far capire il mio malessere, parlerò bene di Ristori. Benissimo, l'avevamo già capito. Oddio. Beh, quindi insomma, ecco, l'ispirazione per un tuo personaggio, perché tu fai tanti personaggi, dopo magari se ci fai vedere qualcosina dei tuoi personaggini, ti ascoltiamo e vediamo volentieri. L'ispirazione nasce dal fatto di voler mettere in scena qualcosa che teoricamente non è possibile mettere in scena. E questa è stata un po' l'idea del personaggio che mi ha dato un po' più di notorietà, che è questa cosa della morte che arriva. Della morte, che è il tuo cavallo di battaglia. Il cavallo di battaglia. È bello, hai saputo giocare, scherzare sulla morte, che è un argomento non è facile, però lo fai talmente in maniera sottile, elegante, che ci ridi, è bellissimo. Lo prendo come un complimento. No, è un complimento, perché in effetti, ma che ne sa lui, per favore. Io non gli ho mai fatto né complimenti né non complimenti. Poi dopo andiamo a sentire gli altri ospiti. Davide, ti chiedo una cosa, perché prima abbiamo fatto riferimento che tu sei così un po' anche nella vita, lui crea i suoi personaggi. Non so perché viene da farti la testa domanda. Essere anche un po' brutti nella comicità aiuta? No, non che ti dico. Ha detto lui. Andiamo a conoscere il nostro amico Sartori. Andiamo a conoscere il Sartori. Era una domanda che mi è venuta così. No, però dopo ci rispondi. Ma io chiedi alle donne bruttarello non sono. Vabbè, insomma, chiedi. No, non sono chiediamo in giro. Un fico, però neanche. Un fico, neanche una zucca. Sei un tipo, Davide. Ecco. Guarda gli occhi meraviglia. Guarda che sciccheria. Se vuoi facciamo il trapianto. Vedi l'immobilità degli occhi quando lo guardi. Facciamo il trapianto di cosa? Cioè, non ho capito, tu mi stai facendo la domanda, non hai aspettato la risposta e poi hai detto era andata così, te l'ho buttata lì, pensa, visto che sei ispirato, ci pensi un attimo, Davide. No, poi... ma anche perché No, ma io la risposta la voglio dopo, pensaci, Davide. Sì, lei ci sta provando, lei tutti quelli sono un po' famosi ci prova con ti danno tutti, anche tempo. Lei è tremenda, sai, la Ma nostra cosa? Jack, tu che cosa dici? Che cosa dici, Jack? Secondo me, Davide, io ho avuto occasione di lavorare con Davide in un cortometraggio. Abbiamo lavorato tutti qui. È una marchetta generale stasera, ragazzi. Aiuto. Davide lo guardi clan dei cortometraggi. e ti metti a ridere, è fantastico. Anch'io potrei fare un cortometraggio, sai, volendo come... Sui corti. Sui corti potremmo fare, esatto. No, non si dice, stai seduto, scusa, dai, non si vede. Beh, tu sei la prova che l'altezza non conta. No, assolutamente. Io lo dico a tutti, io sono alto come Tom Cruise, posso dirlo. Te li sai fare i complimenti, però. No, stasera ce la prendiamo in ridere, perché ragazzi, stasera ci mancherebbe. Allora, tu hai avuto una carriera cinematografica adesso, insomma, che ti sta veramente dando soddisfazioni, Sì, vero Jack? esatto. Sto iniziando adesso, diciamo. Ecco, questo è positivo e te lo meriti, Sì, sei un ragazzo grazie. con le idee chiare, perché tu non è stata facile dall'inizio, vero? Assolutamente. Ecco, quindi insomma... E poi non illuderlo, non sarà neanche facile in futuro, ma Neanche non lui. per te, per tutti. Ecco, vedi? No, è vero, è vero, è vero. Ma lo faceva Enrico Davide. Zambianchi la morte, però la sfiga lui, non te però. No, non mi sa cosa. No, sì. tranquilli. È un percorso duro, molto duro, però vabbè. Come diceva Cicciolina quando ai tempi d'oro, un percorso molto Jack, tu stai di Crotone. Sugli anni '80. E poi sei andato a vivere a Bologna, giusto? Sono nato in Calabria, poi sono venuto a Bologna
da piccolino. Poi che cosa è successo? Tu ti sei diviso un po' tra Bologna e Roma, perché come insomma, la tua carriera artistica si è dovuta un pochino gestire, no? Ho iniziato gli studi qua a Bologna con Giorgio Trestini, noto storico attore sia di teatro che di cinema, Teatro Bibbiena a Bologna. Poi ho fatto dei laboratori perché ho continuato comunque gli studi e continuo ancora a studiare perché quando capita... Bravo. Insomma, l'attore secondo me... È un po' un tuo stile di vita, Jack, il fatto continua ancora a studiare, perché tu l'hai messo nero su bianco, il fatto che un bravo artista, un bravo attore non ha mai smesso di imparare e di studiare, l'hai scritto in fondo nel tuo sito. Perché è un eterno studio, l'arte in generale. E poi è in continua evoluzione, quindi poi mai pensare di essere arrivati, per l'amor del cielo. E dopodiché ho fatto anche altri laboratori a Roma, a Milano, qua a Bologna, eccetera, e continuo ancora. Bravo, bravo. Sì. Laboratorio. Come è andato il nostro film poi? Perché il nostro l'ho seguito. Il nostro corto dal titolo Di riflesso è andato insomma bene, ha partecipato alla categoria cortometraggi del Festival di Cannes, quindi... È vero. Insomma, è andato bene. Dai, mica male, no, non male. Vedi che bel modo di promuovere che ha visto, te l'ha fatto dire a te, il nostro commendato. Dillo pure, dillo. Un fantastico sembra, ma in realtà è molto... guarda che è più furbo di me e te, Davide. Davide era un fantastico controllore di biglietti sul treno, ti ricordi? La nostra scena. Sì. E quindi, fantastico. Quanto ci avete messo a girare quella scena? Curiosità. Quasi un mesetto, secondo me. Che un mese? Un pomeriggio, quella scena lì. Un mesetto. Io intendevo proprio un mesetto. La scena con Davide. Ha controllato i biglietti di tutti insieme, ha controllato. Io intendevo il totale. No, ma io... Perché se no sembra che non è capace quella scena. No, ma io però ho la scena in mente. Io prendo per buono un mese per la scena, invece. Perché... Alla faccia del corto, se una scena un mese diventa Ben Hur. Ho un ricordo di Davide fantastico sul treno, dovevamo girare la scena, a un certo punto il regista fa dov'è Davide? Dov'è Davide? Era a 10 posti più avanti che era così che dormiva. Che guardava in alto, vedi che già all'epoca guardavi eri ispirato, vedi che già avevi già l'ispirazione. Fantastico. Mentre, vediamo qua allora, scusate, Ciao. mi sto affogando. Vieni da Alessandro, me? sì, vengo da te. Alessandro, abbiamo detto che sono 20 anni della tua carriera. Sì, ero ragazzino, avevo 16-17 anni, quando nel 96, 95, quegli anni lì, insomma, insieme agli amici si andava nei locali, ci fu una prima ondata di moda nel cantare ovunque in quel periodo. Io avevo già iniziato col teatro da bambino piccolo, quindi ho sempre detto che forse ho iniziato nel 1984 perché avevo una maestra che era una vera artista, era un'attrice, una scultrice, una pittrice, una musicista, quindi ci avvicinò un po' a tutte le arti. Io andavo dalle suore a Santa Chiara, e quindi ho sempre detto a lei, e glielo ripeto adesso che è da un'altra parte, che è colpa sua, quindi tutte le notti dico ricordati che mi devi aiutare perché è colpa tua se io sono su un palcoscenico da quando sono piccolo. Beh, ovviamente io ero anche proprio ragazzino dal punto di vista del pensiero, ero un po' più indietro dei miei amici che magari avevano già altri interessi. Vivevo una mia realtà parallela fatta di 40... Mi piacevano le ragazzine, te cantavi. No, mi piacevano anche a me, mi sono sempre piaciute, grazie a Dio, però ero un po' più fanciullo, forse ringrazio di essere stato, perché quel fanciullino è ancora lì, che gioca. Con la musica. Sì. E le ragazzine ancora... No, dico, quelle sono arrivate col tempo, poi, sì, quindi sai, perché c'è ancora lì che gioca, sai, bisogna... Sì, ma non bisogna mai pubblicizzarsi troppo su questo argomento, perché allora si rischia di fare brutte figure. Quindi è meglio sempre... Allora, tu porti da 20 anni quest'anno in giro gli anni del rock, gli anni 50, sì, del rock io and roll. iniziai anche per una somiglianza un po' fisica, tutti mi dicevano guarda sembri un po' Celentano, io sono nato con questi ritmi, quindi con Celentano, Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard, Fat Domino, quindi in casa c'erano questi 45 giri qua e ovviamente io sono rimasto influenzato e anche un po' abbagliato da questa luce del rock and roll. Allora, visto che te la sei cercata, fammi adesso 10 secondi e 30 di quello che può essere come hai iniziato.
Ho iniziato perché nel 1984 una famosa marca di sigarette mise in commercio, erano i 30 anni del rock and roll. Ok. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, right, we're gonna rock. Around the clock tonight, put the glad records on. Join me home. We have a sound of fun when the clock strikes one. I'm gonna rock around on the clock tonight. Rock, 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 it burns alive. We're gonna rock round the clock tonight. When the 10, 9, 10, 11, 2, I'll be going so with you. We're gonna rock around on the clock tonight. Rock, 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 it burns alive. We're gonna rock round the clock tonight. Grande, rock and roll anni 50, bravissimo, grande Alessandro. Questa è una delle prime tappe della tua carriera, hai iniziato con il rock and roll anni 50, dopo ti vogliamo ascoltare in altri momenti, va bene? Sei d'accordo? Sì, no, perché il rock and roll anni 50, vedi, non fa ridere, no, anche se però fa bene. Però è molto autoironico e quindi, insomma, tanta roba, è molto consono all'argomento della puntata. La comicità è una componente fondamentale, l'autoironia della comicità stessa e anche della musica. Grande Alessandro, grande Alessandro. Io voglio sentire i nostri amici da questa parte. Ti lascio il microfono, Alessandro. Chiamo tutti Alessandro e Enrico stasera. Non mi sbaglio con i nomi, perfetto. Voglio andare a sentire invece il nostro gruppo, che questi ragazzi qua sono fantastici, io devo dire veramente incredibili, perché io amo l'improvvisazione, odio i copioni, perché proprio ho fatto un pochino di teatro anch'io nel mio piccolo, e chi mi faceva da regista impazziva perché più delle volte partivo fuori per le tangenti, quindi improvvisando anche col pubblico la sera. Sì, mi piace molto. Ecco, allora Enrico, parliamo un pochettino. Sul vostro profilo, la nostra passione è raccontare storie attraverso l'improvvisazione teatrale. Di cosa si sta parlando? Allora, l'improvvisazione teatrale è una forma di teatro dove non esiste praticamente nulla, e mi spiego. Non c'è trama, non c'è canovaccio, non c'è sceneggiatura, l'unica cosa che abbiamo è il nostro compagno, quindi la persona che è con noi sul palco. Quindi nasce la storia, perché di storie, quelle che vogliamo raccontare, possibilmente non vogliamo solo far ridere, ma vogliamo anche far emozionare la gente, ma nasce se c'è una collaborazione, un ascolto, una sintonia stretta con le persone con le quali sono con noi sul palco. Perché ovviamente è l'unico appiglio che abbiamo. Di fronte c'è il baratro, perché ogni filo, ogni secondo non sai mai cosa può succedere il secondo dopo, quindi da parte l'egoismo, da parte tutto ciò che serve per dire sono qui, che noi improvvisatori e attori ogni tanto eccediamo, ma c'è una stretta collaborazione per far progredire, creare, nascere, e anche col pubblico stesso, perché in fondo noi improvvisatori vogliamo raccontare la storia che il pubblico vuole sentirsi raccontare, la storia che il pubblico vuole farsi. Ma come ci si avvicina, chiedo anche ad Alex, a questa, faccio teatro, faccio improvvisazione? Per cui, a me è capitato di vedere uno spettacolo quasi per caso e sono rimasto, ho detto, questa è la cosa che voglio fare. E mi sono iscritto. Tutti possiamo farlo? Lo possiamo fare tutti, perché è un'arte che è talmente spontanea che l'abbiamo comunque tutti dentro. Adesso qui in zona le due scuole di riferimento, le principali, noi non abbiamo scuola, siamo una compagnia e facciamo spettacoli, però non abbiamo una scuola. Ci sono a Ravenna, 05 Quarto Atto, e il Teatro a Molla a Bologna. Tra l'altro stasera c'è un loro spettacolo al Teatro degli Alemanni, quindi chiunque voglia avvicinarsi a questa magnifica arte può farlo andando a vedere anche su internet, esatto, e iscrivendosi. Allora dopo vi tengo qua perché vi facciamo fare un pochino di prove, perché adesso abbiamo pochissimi secondi, perché dopo si va in pubblicità. Sentiamo dal fiume. Anche dal fiume, sai anche che ha una traccia, Maurizio. Tu rimani o devi andare? Io, visto lo che so volete che rimani, vada, rimango un po' di lo più. so che rimani ancora. Allora visto che voi con l'improvvisazione, voi è il vostro pane quotidiano, immagino, vero? Sì, diglielo. Però io adesso perché ogni tanto c'è se vedi il telecomando lo libero dalla pausa ogni tanto. Vai, azione. Ma perché ti blocchi, Davide? Sarebbe perché sono i farmaci, Okay. Allora facciamo una cosa, finché Davide sta in pausa, noi ci vediamo qualche secondino dopo la pubblicità. Ci vediamo subito dopo. Ti aspettiamo. A dopo.
faccio il cantautore e mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita, che fantastica storia la vita, che fantastica storia la vita. Grazie. A proposito di musica, Frida, Sì. vero? Abbiamo qui il nostro cantante Fabrizio. Che Perché cosa... il nostro cantante non è nostro, È io vedo cantante. per la prima volta. Il nostro Nostro, cantante. oggi, stasera è il nostro. È il nostro, stasera è il Fabrizio nostro. Luglio, Ok, perfetto. cantante per la prima volta di DTV, quindi spieghiamo a casa chi sei, che cosa fai. Sì, io sono di base a Bologna, in realtà sono originario di Torino, vivo a Bologna da un po' di anni e faccio musica da tantissimo tempo, e quindi ho collaborato con diversi gruppi, ho fatto canzoni in collaborazione con altra gente, ma solo da un anno a questa parte ho avviato un progetto a mio nome, un album di canzoni scritte di recente o qualche anno fa, e sono qui perché mi ha in qualche modo qualche giorno fa invitato l'amico Jack Gallo ad accompagnarlo. Sì, perché c'è stata una collaborazione importante, perché dovete sapere che Jack Gallo, oltre a fare i corti con Davide dal Fiume, eccetera, ha fatto dei video anche per Zucchero, vero? Sì. Diciamo che in Zucchero Partigiano Reggiano. Partigiano Reggiano, poi il prossimo sarà? Ci si arrende. Ci si arrende, esatto, e poi di fatto ha una collaborazione video anche con Fabrizio Fabrizio Luglio. Esatto, infatti ci siamo conosciuti sul set di un videoclip dal titolo Il viaggio più lungo, grazie al regista che ci ha messi insieme in qualche modo, che salutiamo, Oscar Serio. E questo video molto divertente che è uscito circa un anno fa, oramai più o meno dicembre dell'anno scorso, tra l'altro abbiamo fatto uscire il giorno in cui è uscito il film di Star Wars, perché era un videoclip che aveva un tema spaziale. C'è Jack vestito da astronauta che vaga per la città, vaga per il centro di Bologna. Che, tra l'altro il video mi pare che sia anche comico, quindi c'è anche un collegamento poi con i nostri... Riusciamo a farlo vedere un pezzettino, se riusciamo a farlo vedere così ce lo commenti un attimino. Ecco, fai vedere anche intanto l'album finché preparano a caricare il video. Esatto, riusciamo a inquadrarlo alla camera qui di fronte. Esatto, perfetto. È già uscito, uscirà in attesa? È già uscito, è uscito a febbraio di quest'anno e adesso... Possiamo avvicinarsi un po' così lo leggiamo, perché sennò i miopi fanno fatica. Si riesce a vedere, non esatto, lo so. Perfetto. E che genere è? Che cosa è un genere di stampo cantautorale. Io lo metterei così, guarda, così lo vedono ancora meglio. Lo mettiamo così, guarda, così si vede. No, questo qua lo facciamo vedere. Allora, è un genere, dicevi Fabrizio? Allora, sì, è un genere di stampo cantautorale, sono canzoni in italiano, diciamo eseguite con dei musicisti di Bologna con cui porto anche in giro con l'attività live, e in questo album appunto c'è un brano, Il viaggio più lungo, dove c'è appunto l'attore Jack Gallo, se si riesce... no, questo è l'altro, vi racconto l'altro se volete, visto che è partito questo, perché ne abbiamo fatti due insieme. Esatto, guardiamo questo. Guardiamo pure quello, non c'è nessun problema. Stiamo andando in confusione la regia, perfetto, il viaggio perfetto. Ok. Avete registrato tutto a Bologna? Abbiamo girato tutto a Bologna. Vedere se uno entra in casa adesso, che ci guarda adesso. Adesso sto fisso così, Ecco, ecco qua il viaggio che parte, c'è questo uomo nella tuta spaziale che è Jack, che decolla e vaga appunto per il centro di Bologna cercando la sua meta. Adesso non racconto il finale perché è a sorpresa, ecco comunque... Beh, ti si vede, È piccoletto. Ti si riconosce benissimo, tanti autografi immagino ti avranno chiesto per strada, ma lui è il protagonista. Fantastico, ok? Esatto, questo è il primo video e vi lascio immaginare quando abbiamo girato le scene dove c'era Jack col casco che saliva sull'autobus a sorpresa. Con le nonnine a Bologna, tanta roba, veramente. È stata una cosa, un'esperienza incredibile. È stata improvvisata, immagino. Certo. Allora, dopo commentiamo l'altro video, quello che eravamo preparatevi già per te. Ecco, guarda che Jack fa anche razzia al supermercato. Jack, ma ti si vede a un certo punto il volto? Riesci a levarti alla fine. Quindi abbiamo comunque sveliamo l'identità. Vai un po' dai tuoi Vado comici, dai nostri due comici che sono qua di fianco, sono le scintille qua in mezzo. Perché puoi creare zizzanti, perché la cliente... io non sto creando niente, io sono qua, sto cercando di far da piacere, perché stavo dicendo che poi
li vedete così tra di loro, ma poi so che fate qualcosa anche insieme, vero? Ma Mi dicevi sì, prima, sono un po' Enrico. Sì, Maurizio. ogni tanto ci picchiamo e questo lo facciamo insieme. Poi dopo facciamo anche, no, scherzi a parte, io lo prendo in giro e lui si fa prendere in giro molto volentieri perché è una persona intelligente. Molto, bisogna sì, dire. sì, sì. Lui sembra così, ma lo fa. In realtà è una persona molto intelligente. E ti ho fatto un complimento. La prendiamo un po' come informazione non richiesta, però. Ti ho fatto un complimento. Ma se me la spieghi è come dire non lo capisci e non è più un complimento. Infatti, è così. È quello, e noi facciamo anche insieme delle serate, in questo caso siamo nel cast fisso del Cialtro Night a Forlì, una volta al mese più o meno. Cialtro Night a Forlì? Cialtro Night, lo conduce Andrea Vasumi, un carissimo amico forlivese, e c'è lui, c'è Marco Dondarini, Lorenzo Lanzoni, io, e noi siamo parte del cast fisso, poi ci sono degli ospiti. Cioè, breve. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, allora, se guardo fisso nel vuoto non va bene. Ma mi metti in imbarazzo. Ma voglio dire, ma uno quando... Ha accennato a Marco Dondarini. Sì, tra l'altro mi ha fatto venire in mente una cosa, che domani sera al Teatro Comunale Castro c'è la Priori. c'è Silvia Priori. L'hai già detto, Ma sei una cosa incredibile. Poi non voleva fare È un pubblicità. marchettaro di prima categoria. L'avevo detto già. No, non mi ricordavo io, Ma è sinceramente. per il teatro. Ma sì, si fa tutto per Davide, il ma teatro. Zelig Chi è? Ah no. cos'è stato? Cos'è stato? Questa Come ci sei è finito arrivata- a Zelig? Raccontaci. Beh, Zelig... Si chiede come ci sei finito. No, dopo dico- Ti rendi dopo- conto? dopo Come uno- ci sei dopo uno finito? Cioè, dice. si sta chiedendo anche lei come ci sei finito. È una domandona. Cioè, Dopo uno dice che Ascolta, tu dici che io mi arrabbio con le donne, ma tu mi capisci però, ma come ci sei finito? No, Che Ma capisci? dai, era una battuta, Ascolta, rimaniamo io sul preparati comico. qualcosina sulle donne, perché so che tu Va comunque bene. c'hai qualcosina che... Ma no, perché le donne, vedi, le donne sanno, ti fanno le domande, vedi come però le donne sanno già la risposta, non ti preoccupare a dargli la risposta, perché le donne sanno sempre, quando hai presente, quando la tua mamma, adesso dico, ma in generale, quando la tua mamma arrivavi a casa, andavi a ballare in discoteca il sabato notte, tornavi a casa Secondo tardi. te io ci andavo a ballare in No, discoteca? te no, però in senso generale, capito? Lo dico, molta gente andava a ballare, tornava tardi, cercava di far piano, di non farsi sentire dai genitori che dormivano già da un pezzo, per cui andava a letto. La mattina dopo la mamma cosa ti chiedeva? A che ora sei tornato? Non a te, agli altri che andavano a ballare, gli chiedeva: a che ora sei tornato questa notte? E te dicevi: ma sarà stato l'1:15. No! Erano quasi le 4, se lo sapevano già cosa te lo chiedono a fare. È che le donne sanno già le risposte. Sì, lei sa già perché tu sei capitato a Zelig. Quando ti fanno una domanda, le mamme, come si chiama? Hai presente quando danno la medicina al loro bambino, al loro figlio, dentro la medicina, come si chiama quel fogliettino? Il bugiardino al maschile, perché le mamme sanno già cosa devono dare di medicina ai loro figli. Vogliono vedere se Bayer dice la verità. Hai capito? Fa il controllino, Certo. Le donne come sono... Ovvio. Vabbè, lo sapevi queste cose qua, Dopo te la spiega. No, vedi il comico, non avendo il pubblico davanti si dava il ritmo con i miei Sì, sguardi. è importantissimo. Ed è dura. Sai che è una domanda che vi volevo fare? Quanto è importante, diciamo, la casa... Silvia Priori. A priori, esatto. No, quanto è importante il rapporto col pubblico, il calore del pubblico quando siete sul palco, il fatto di avere il pubblico. Quanto carica? Quanto... Sì, è importante. Ok, Ecco, adesso no, puoi andare, perfetto. È Quanta energia, quanta è basilare, energia. è basilare, perché tu butti chiaramente, rispondo anche per lui. Sì, va bene. Perché ti faccio so quello che stai Da pensando. traduttore. Butti nel pubblico e il pubblico ti restituisce un'energia, ma penso che sia uguale anche per i cantanti, per chi canta. Per Intanto bisognerebbe chiedersi se noi stiamo dando molto. Beh, lì lo accorgi perché sennò si alzano, quindi li vedi che girano. No, però è importante questa cosa qui anche per, credo, si fanno corsi di teatro per gli attori, ma bisogna fare corsi anche di teatro per il pubblico, secondo me, che il fatto di stare a rapporto col palco, con l'artista sul palco, Però mi fai venire in mente, sei te che ti interrompo perché mi hai... tranquillo, ti ho mi hai ispirato. la risposta. Infatti, meno male. È vero anche questo, e facciamo anche un mea culpa. Io sento troppi attori delle volte che danno la colpa al pubblico, ma se uno è lì sul palco per comunicare qualcosa, deve essere lui che si sforza anche perché il pubblico non è poi informatissimo su quello che voi... Cioè sei tu lì per mandare un messaggio.
Questo è giustissimo, no? Intendevo dire il fatto che molto pubblico a volte non si avvicina mai, sta distaccato non si fa coinvolgere, questo che magari che è importante, insomma, è un po' per l'artista sul palco, è fondamentale, Davide. Sì, però sei tu lì per buttare sì, qualche... cioè, lui vuol dire che comunque... Grazie, io sapevo perché devo mettermi vicino. Esatto. Lui vuol dire che comunque tu hai fondamentalmente la responsabilità di fondo è la tua per trasmettere al pubblico, anche se ce l'hai lontano, per fartelo avvicinare. È difficile pensare che un pubblico possa essere... Il pubblico è il pubblico, per cui... Il pubblico fa il pubblico. Io non volevo dire così. No, non voleva dire così. No, hai tradotto male. E intanto i fans di Ristori Stigo, quando la pianta quei due che Ristori ha già preparato la mettetevi chitarra? d'accordo, mettetevi d'accordo. Ascoltavo perché mentre venivo qua pensavo all'argomento della comicità, guarda che è difficile perché molte volte, da molto tempo a questa parte, molti attori comici hanno fatto il film serio per far vedere, visto, so fare anche piangere. Ma invece, secondo me, sarebbe molto più difficile il contrario. Un attore sempre che fa piangere, stavolta vi ho fatto anche ridere. Sì. Perché è molto più difficile quotidianamente far ridere. Certo. Che, se adesso tu racconti una storia tristissima, per forza ci fai piangere tutti. Però far ridere dal momento che io accendo la televisione, devo vedere uno lì che mi sta facendo ridere, non è così scontato. Certo, è un po' la domanda di lei prima, fammi ridere. Sì. Succede così quando arriva la televisione alle 8:30, parte il comico. E lui mi sta facendo ridere. È bravissimo, perché io non ero intenzionato a ridere. Alessandro, a proposito di fammi ridere, quante volte all'inizio carriera soprattutto qua in Romagna, che noi abbiamo identificato Alessandro Ristori come colui che imitava Adriano Celentano, quante volte ti hanno detto "oh, fammi Celentano"? Ma credo me lo dicano tuttora, ma guarda che alla fine è un complimento. Io quando vedo Celentano vedo Jerry Lewis, vedo Eddie Cochran, cioè, quindi non è che stiamo parlando di... sono passati 60 anni e questi miti sono diventati talmente importanti che li hanno nella testa anche chi non li ha mai ascoltati. Non mi vergogno. Allora sai cosa facciamo? Visto che fammi Celentano. Però non fa ridere questa cosa qui. No, però mi piace. Quindi la facciamo. Celentano di quel periodo iniziale della tua carriera. Sto per fare una cosa bella, non sto per fare una cosa che fa ridere. No, ma Alessandro, tanto dal fiume ha detto che tu fai ridere lo stesso con la mimica, quindi va bene. Ma questo brano, tra l'altro, che in Italia è scontatissimo e forse diciamo fa ridere, invece all'estero dopo parliamo della tua carriera all'estero. È apprezzatissimo. Quando uno parla di Sanremo, di Celentano, di quell'epoca, di quell'Italia giusta, non sa che potenza sta esportando. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vanno ogni istante 1000 baci, 1000 carezze vuole all'ora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, un giorno splendido perché ogni secondo bacio te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma sono baci che do a te. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, di un giorno splendido perché con 24.000 baci tu mi hai portato alla follia. Con 24.000 baci, ogni secondo bacio te. Grande Alessandro, bravissimo, bello, momenti, anni bellissimi, grande Alessandro, li porti in giro per il mondo, dopo lo diciamo perché Alessandro Ristori veramente viaggia per tutta quanta Europa e intanto c'è qua un bel faccino della nostra Milena che fa un bacino ad Alessandro, mamma mia, chi è che ci ha scritto, vogliamo dirlo? Luca Bluesman, mitico, ciao Luca. Ciao Luca, ti salutiamo, cosa dice? Che ci segue sempre e ciao ragazzi, statemi blues. Statemi blues, ciao Luca, lo aspettiamo, lo aspettiamo. Nel senso di tristezza, statemi blues vuol dire statemi un po'... No, blues nel senso di... O statemi... A blues, diceva una volta a bene, Bologna. Ok. Allora Enrico, eccomi, hai visto i nostri comici? Loro sono dei grandi improvvisatori perché loro devono averla innata la dote dell'improvvisazione. Quali sono le tecniche invece per imparare a improvvisare? Innanzitutto la prima che si insegna è quella di permettere la costruzione di un mondo unico, ovvero io ho una proposta, il ruolo di chi sarà con me è quello di accettare
questa proposta e farla evolvere a sua volta. Un piccolo esempio classico che si fa all'inizio un po' dei corsi e quant'altro è far capire come questa cosa possa variare. Cioè, ad esempio ti chiedo un luogo, qualsiasi. Una città? Una città, va bene, va bene. Firenze. Firenze. Una cosa molto banale, perché diciamo l'improvvisazione parte sempre dagli input che ci vengono dati dal pubblico, no? Quindi lo spettacolo è strutturato che il pubblico dà un input e voi partite. Okay, all'inizio perfetto. o anche in corso d'opera, a seconda dei tipi di spettacolo, che ce ne sono tantissimi. Un classico esempio, tanto per iniziare, è papà, dai, portami a Firenze. Oh, certo figliolo, ho appena preso un giorno di ferie, domenica andremo. E così la storia può progredire. Se invece chi è l'attore che è in scena con me nega e quindi smonta quella che è la mia proposta, papà, andiamo a Firenze, per favore. Io non sono tuo padre. Ecco, già questo può lasciare interdetti, perché magari lui voleva essere qualcun altro. Io però in scena ho visto, ed è lì il bello dell'improvvisazione, trasformare anche una proposta di questo tipo, che apparentemente può essere negativa, in un capolavoro, ovvero era la stessa scena, più o meno, adesso io mi ricordo, vado a memoria, era papà, facciamo colazione assieme, lui mi ha risposto, non sono tuo padre, il primo attore ha detto, sì, lo so, e tutte le porte sono sbarrate. E lì è partita una scena horror meravigliosa. Quindi la spontaneità e il fatto di saper costruire assieme, anche nel momento più difficile, una proposta affidandosi all'altra persona è la cosa che rende l'improvvisazione, dal mio punto di vista. Sì. Okay. Questa è la base. Quindi possiamo fare un esperimento? Certamente. Quindi, allora, Frida, vieni qua vicino anche te. Dai, questa cosa. Ragazzi, se volete lanciare anche voi qualche suggerimento all'improvvisazione, accettiamo tutto dall'altra parte dello studio. Allora, da dove dobbiamo partire? Da una città? Sì, va bene. Si parte sempre luogo dalla città. Aperto. No, gli input possono essere di qualsiasi tipo, una relazione, un luogo, un ricordo, un'atmosfera, un'immagine. Poi dopo lì, successivamente? Adesso potremmo fare, noi iniziamo una storia e voi o chi vuole ogni tanto ci cambia il genere con cui questa storia deve proseguire, quindi noi iniziamo neutri, normali, poi dopo voi ci date quello che vi pare, un ci adattiamo in corsa. Un genere cinematografico, teatrale, il nostro maestro vuoi ci dargli seguirà. Una cosa vuoi sì, dargli? Una città. Cosa vuoi dargli? Mi sto immaginando Parigi. Parigi, partiamo da Parigi. Anche il mestiere volete, no? Oppure una relazione tra di noi, che può essere di parentela, ma possiamo essere anche semplicemente colleghi. Una relazione. Sì. Ok, dai, colleghi, dai, a Parigi. Colleghi a Parigi, dai. Colleghi di lavoro a Parigi. Ok. Oddio, guarda. Questi sono colleghi di lavoro in Italia, statali. Questi sono più statali. Clic. Quanto ci vorrei andare lì. E invece no. Chiusi qua a lavorare. Clic. Ma dici che il capo una settimana di ferie ce la potrebbe concedere? Tu ci verresti con me? Noi ce la dobbiamo prendere. Scattaioliamo. Sì, ma c'è il progetto The Wallis. Al diavolo il progetto The Wallis. Quando c'è la pausa, scappiamo e andiamo verso quella bellezza. Ok, ti seguirò. È una follia, lo so, ma ti seguirò. Metto l'out of office. Ragazzi, se dovessimo farlo per dei bambini? Mi raccomando, Carlo. Ora, quando saranno le 15:00 esatte che scatterà la pausa, noi ci avvieremo verso la porta. Bambini, le 15:00 è quando la lancetta piccola sta sul 3. Esatto. Ci avvieremo, ma stando attenti a non inciampare su questi fili. Oh, i cavi elettrici sono molto pericolosi, bisogna stare attenti. Ma prima prendiamo dal cassetto le nostre forbici con la punta stondata, che possono sempre servirci per fare un po' di collage. Bene Luigi, andiamo. Ragazzi, visto che c'è Jack Gallo, facciamo il genere noir, ragazzi, visto che lui è il maestro. Volevamo... Ero appena uscito dal lavoro.
quando mi stavo incamminando verso una strada che portava verso la Torre Eiffel, quando ad un certo punto sentii un grido. Sentii un grido. Subito mi precipitai a vedere una donna. Si era lanciata dalla Torre Eiffel. Mi avvicinai e la girai. Non era un bello spettacolo. E se qui diventasse fantascienza? Luigi, sono 4 decadi che ti stiamo cercando. Loro stanno per arrivare. Quello che è dentro di te è qualcosa che va oltre l'umana conoscenza. Lo so, va bene. Carlo, lo ammetto. Non sono francese. Sono italiano. L'avevo capito, sai. Ed è per questo che vogliono proprio te. Per studiarti. Per capire le vostre abitudini. Che rendono un popolo come quello italiano. Sono l'ultimo italiano sulla faccia della terra. Volete, voi mi studiate, mi sezionate, mi togliete sangue, ma non capirete mai come riusciamo a fare gli spaghetti così bene. Ma il teatro di De Filippo, per esempio, come l'avrebbe interpretata questa scena a Parigi? Ehi, professore! Ah, ci siete anche voi! Ma è un buon piacere! Professore, come dite? Com'è Parigi? Ah, ma voi che avete studiato sui libri di scuola, diglielo anche tu, diglielo. Parigi pare un babà. Parigi è una cosa che se la vedi una volta Bravi ragazzi, bravi. e poi muori. Bravi, i dettagli, bravissimi, bravi, bello, divertente, bellissimo. Dopo ne parliamo ancora perché l'improvvisazione credo che serva anche nella vita di tutti i giorni, quindi è una scuola di vita anche per approcciare nel lavoro, rapportarsi con gli altri. Che ne dici, Frida? Sono bravissimi, complimenti. Andiamo a sentire cosa ne pensano i nostri ospiti dall'altra parte dello studio. Sai che... Torniamo dopo. Complimenti anche ad Alessandro Guidi, il pianista che vi ha accompagnato, bravissimi. Mauri, sai che Davide nel frattempo mi ha detto che ha pensato a una risposta da darmi, non so tra quali delle mille domande che ho fatto. Quella? Non lo so qual era. Sì. Quella. Beh, io in realtà fui preso nelle puntate che abbiamo fatto con Azelli, con Dondarini, e facevo il personaggio del provinato, per cui in realtà era meta cabaret, prendevo in giro il fatto che essere comico fosse diventato una moda, quando in realtà il comico non può essere prodotto a ritmo industriale. Certo. La comicità è unica, non ci sono due persone che hanno lo stesso tipo di comicità. Hai altre domande? Che intanto le Mi prepara. risponde dopodomani. No, grazie Davide. Ecco, parliamo però, della tua grazie. collaborazione con Dondarini, Davide, perché insomma comunque di fatto insomma una coppia nata di recente, no? Non è che una coppia di fatto praticamente. Di dove vuoi arrivare? No, intanto ci pensi, te la diciamo per le 8:15, per le 8:15 ce lo sento dopo il telegiornale, ce lo dici. No, la collaborazione con Dondarini è nata... Io ho fatto parte di diversi gruppi, diversi Gruppi, adesso lo dico compagnie, con parole mie, compagnie teatrali. mie emozioni, e allora con Dondarini non è stata una cosa ricercata, è stata una cosa capitata. Eravamo a un laboratorio, a una serata Zelig, abbiamo iniziato a improvvisare sul palco e abbiamo visto che c'era l'alchimia giusta, c'era la chimica giusta. Loro lo sanno bene, per improvvisare con un'altra persona bisogna sintonizzarsi. Bisogna intendersi ancora prima di parlare. Bisogna essere aperti, perché se c'è uno chiuso che giudica il partner, io sono bravo, te no, è finita. Vabbè, se non c'è l'empatia è finita veramente il gioco, è fondamentale, certo. Enrico, i tuoi cavalli di battaglia. Love, senza lei. Questi sono gli spettacoli. Questo sì. Perché tu porti, ti fermo un secondo, visto che quello che diceva Frida giustamente lo volevo andare a trattare proprio anche in questa domanda. Tu porti in giro un po' di Romagna, perché te non ti nascondi dietro la cadenza romagnola, che è bellissima. Assolutamente no. È bellissima. Infatti la cosa bella, cioè
la battuta d'apertura del personaggio della morte è, secondo me, adesso non perché l'ho fatto, però è un piccolo cameo già di suo, sì. Perché l'idea, che poi nasce tutto dal di lì, del fatto che arriva questa morte, no? Tutta la immagine col cappuccio nero, questo è il personaggio che mi ha lanciato, diciamo, questa morte con la falce vera e propria, con il cappuccio nero, l'iconografia classica, tutto nero, che a un certo punto con questa musica, tra l'altro la marcia funebre di Wagner in sottofondo, che entra in teatro, tutto bom, 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 tutto quanto così drammatico. A un certo punto si cava il cappuccio con la falce nella mano, con l'altro dito che cerca tra il pubblico qualcuno da portar via, e la prima battuta in assoluto, dopo una pausa che dura anche 10 secondi spesso, la prima battuta è Casadei Ermete, c'è? Già questo fa ridere perché rompi tutto lo schema. Tutto lo schema, sì. Per cui da questa cosa qui nasce un po' tutto. Io sono un appassionato, io ho avuto la fortuna di avere i nonni tutti e 4 contadini, per cui da bambino ho imparato molto bene il dialetto romagnolo, stando a casa dei nonni, e per cui è una cosa che mi sono sentito sempre portare dentro e mi è sempre piaciuto giocarci. Funziona quando fai le tue... Beh, all'estero no, diciamo che io ho avuto del successo anche facendo delle cose strane, come tradurre il monologo dell'Amleto, per esempio, in dialetto romagnolo. E funziona molto perché fa molto ridere. Poi chiaramente la racconto prima, dico che c'ha un'affinità con l'inglese, perché sia il dialetto romagnolo che l'inglese sono lingue tramandate per via orale rispetto al latino, per cui faccio tutta questa grossa introduzione eccetera, e poi dopo traduco frase per frase. Ma questi Romagna però? Beh sì, in un arco che chiaramente parte da qui più o meno e arriva fino a Riccione e Pesaro, chiaro. La sfortuna, fra virgolette, sì, di essere romagnoli, cioè è una grande fortuna, perché certo. Ovviamente ci consideriamo i migliori del mondo ovunque noi tocchiamo o terra, però abbiamo un po' questo limite, certo. Perché già tu dici nonno, io dico nonno a Faenza, certo. E già il romagnolo come dice nonno? Nonno, perché tu c'è la dizione nonno con l'O aperta. No, però questo per dire che il comico romagnolo ha successo quando fa la cadenza, ma non quando non parla il dialetto, perché sono d'accordo. Il napoletano è in tutto il mondo e quindi lo capiscono tutti, il romano è una lingua ormai sdoganata anche in televisione da chi dovrebbe parlare italiano. Diciamo il romagnolo no, diciamo perché che il dialetto non ha un mercato proprio. Il dialetto però è una lingua a tutti gli effetti. Assolutamente. Shakespeare per primo non scriveva in inglese perfetto, ma era uno slang, quindi di fatto insomma, l'abbiamo tradotto in tutte le lingue del mondo. Comunque, dico bene dal fiume che mi guardi, ho paura di quello che dico perché mi guardi come se... Comunque, tanto per chiudere la risposta, è piaciuto molto questo esperimento anche a persone che non sanno assolutamente, che non capiscono, perché hanno comunque compreso una sorta di sonorità, di gramlone, quello che poteva essere la cosa. Per cui adesso, un accenno anche al tuo cavallo di battaglia che a me preme tantissimo, che era quello che dicevo prima, ma Love senza lei, che cos'è? Sì, allora, perché c'entrerà l'amore. Allora, praticamente l'ultimo mio spettacolo si intitola Love, cioè che sarebbe poi tratta in generale di un senso che è molto ampio, che è l'amore, però parte da questa parola che può essere il love inglese con la E finale, ma tronco, perché noi adesso viviamo in un'epoca con la digitalizzazione, con i rapporti che sono cambiati tra le persone, per cui viviamo questo amore tronco di 3 lettere solo, e però chiaramente contemporaneamente c'è un po' questa romagnolità dietro, perché love è una parola romagnola che significa alla goloso. Fine, torniamo all'espresso romagnolo. Per cui nello spettacolo c'è un po' questo percorso. Allora, siamo in pubblicità, volevo farti fare un qualcosina se l'avevi sulla pubblicità, ma mancano veramente pochissimi secondi, sì, ce la fai in 30 secondi? Ma certamente ce la faccio, anche perché voglio dire, adesso io sono Forlì in Popolese, ma a Forlì c'è questa cosa dei divani, tutti pubblicità dei divani, che adesso non dico la marca, ma voglio dire, ma quanti divani deve avere uno in casa? E se ci fate caso, alla televisione sono delle gran pubblicità di divani e di automobili, e ho capito perché. Perché? Stanno facendoci entrare in testa l'idea di andare a dormire in macchina. Ci siamo vicini.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you take it over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take the body downtown. I see you the best, let him for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. Oh baby, now you do. Baby, now you do. Baby, now you do. Grazie, bravissimi, il duo Honey, Milena e Alessandro, complimenti per la solo di chitarra, tanta roba, bravissimi. Milena, il titolo? Allora, questa canzone si chiama Video Games di Lana Del Rey ed è stata arrangiata, la sola è stata arrangiata da Alessandro. Complimenti, Bravo, bravissimi bravo, ragazzi. Ale. Abbiamo qualche, Allora, ecco l'applauso esatto. dallo studio, hai qualche messaggio da dirci per Facebook? Arrivo. Velocemente, che se c'hai qualcosa che ci hanno scritto. Dai, raga. Su. Ce l'abbiamo, devi ancora... Ce lo dici dopo, perché dopo, intanto allora, salutiamo Davide dal che fiume. deve scappare. Davide, allora, Davide. ricordiamo a casa un secondo. Eccoci qua, perfetto, ci siamo ancora tutti, porti la sedia, bravissimo, Dove sei abituato. Niente. Ricorda, allora, tu... Ricordo domani sera al Teatro Comunale Cassaro di Castel San Pietro Silvia Priori del Teatro Blu con uno spettacolo La Carmen, un classico Posso chiaramente lasciare del anche teatro questo italiano. perché non serve, grazie, porto pur via tutto, perfetto. E poi ricordiamo ricordiamo domenica la microband alle 16 Frida, per Teatro Ragazzi, quindi è un avviamento musicale per i ragazzini. Beh, allora la pubblicità e poi è preceduto dal laboratorio di Gianni Bonfiglioli creativo. Oggi ho detto una surrealità per strada
strada, perché non ho detto neanche una battuta, sono venuto qui. C'era un signore che ha detto, hai visto, è bruciato un cassonetto dell'immondizia. Dico, avranno buttato via un fuoco. Ok, perfetto. Davide, Questo è ultima bellissimo, cosa, surreale ma fantastico. su DTV, Il tuo programma il tuo televisivo, programma. il tuo programma Ricorda televisivo anche qua. questo quando Vabbè, vai in se onda. poi hanno delle cose da fare non lo guarderanno, dai. Vabbè, però intanto dillo, dai. Vai, vieni qui. Dopo sembro Quando vai in interessato. onda? No, Dai. ci interessa a noi, A non me te. non piace fare Voglio troppo sapere pubblicità. quando vai in onda, dai, guardare. dillo, forza. Dai che fai Va, tardi, hai una cosa vai in onda serata. il giovedì? Il giovedì. Giovedì, sì, a che ora? Non lo so. Non si Dopo 22, più o meno alle 22, dal titolo? Non lo sa? Abbiamo cambiato quest'anno. Alle Non ti ricordo. 22:30 in realtà. Ingresso libero. Ingresso più o meno libero. giù di lì, ingresso Sì. libero 22:30 DTV il giovedì sera. Bene. Davide del Fiume, ti posso lasciare anche quello? Io Così darei la dopo mano sgomberiamo, agli perfetto. amici dello studio, ma non posso. Perché... No, non sei già. Mi sa che hanno scritto Grazie per te, Davide, Davide. grazie. Luca grazie mille. Luca Bluesman Grande mi ha Davide. chiesto di salutargli Davide. Ecco che passa davanti a tutti, è un classico, perfetto, benissimo. Luca Bluesman mi ha chiesto di salutarti. Sì, Luca Bluesman perfetto. Ecco, stasera, Ciao Davide, stasera grazie. seratona veramente alla grande. Allora, parliamo un attimo con i nostri Jack Gallo e il nostro Fabrizio Luglio. L'altro video che hai fatto con Jack. Sì, l'altro video è in tema con la serata perché insomma, è abbastanza divertente, anche un po' comico ironico. Jack interpreta un personaggio che ha una fidanzata insopportabile che in qualche modo la notte, quando lui si alza perché deve andare in bagno, gli rompe le scatole perché fa rumore, si sveglia e lo costringe a stare nel letto. Allora lui escogita un trucco per fare lo stesso quello che deve fare e nel video si vede qual è questo trucco. Qui c'è la ragazza, si vede la fidanzata Claudia che lo becca. E qual è il trucco? Allora il trucco è che lui a un certo punto trova una scappatoia per fare, diciamo, i suoi bisogni in un altro posto che è il giardino di casa. Quindi secca tutte le piante. Per cui c'è questa, adesso qua forse si riesce a vedere qualcosa nel video, c'è questa pianta di gerani che diventa rigogliosa, cresce, la fidanzata non se ne accorge e quindi lui in qualche modo la fa franca finché poi a un certo punto litigano e succede una cosa per cui... Dai, bene, dove lo vediamo, dove li possiamo vedere questi video? Li vedete su YouTube, immagino? Sono su YouTube, sono linkati anche al mio sito www.fabrizioluglio.it. Sì. E niente, c'è la storia e questa storia c'è un finale a sorpresa che non svelo. Lo andiamo a vedere su YouTube. Complimenti, in bocca al lupo per l'album, facciamo vedere l'album l'ultima volta, inquadriamo qua l'album, dov'è questo? L'album si intitola Senza Disturbare, Senza Disturbare. E esiste un sito con lo stesso nome www.senzadisturbare.it dove ci sono poi tutti i link per comprarlo perfetto. online e così via. Benissimo. Allora, Grazie Jack, mille. tu sei un attore, diciamo, hai interpretato diversi ruoli. Sì. Come ti senti? Cos'è che ti senti più Ti senti? comico, drammatico? Che tipo di attore sei? Bella domanda. Beh, io come attore mi piace recitare in vari fronti, quindi dire che mi sento comico, drammatico, eccetera, non saprei. È riduttivo. Esatto, non Sei un po' saprei dare tutto. una risposta. Interpreti la parte che ti viene Esatto, data. anche perché la comicità è una parte di recitazione difficilissima, non è facile per niente. Però Quindi- diciamolo, perché tu prossimo anno girerai un film con uno dei comici italiani per eccellenza, un grande Pippo Franco. Lo storico Pippo Franco, che però non è un film comico, Ah, ha dimmela una tutta. tematica molto attuale e anche molto delicata. E il titolo è Punto su di me e parlerà di un ragazzo che entra nella, come posso dire, nella problematica del vizietto del gioco, il gioco delle macchinette. Quindi anche attuale come messaggio. Certo, quindi... certo, e È importante. Quindi anche Pippo Franco in un ruolo un po' più serioso. Da protagonista, diciamo, da protagonista. è il papà del ragazzo. Che ragazzo sei tu? No, io sono l'amico di famiglia. Amico di quindi- famiglia. Ah, ok. E Quindi non scopriremo. tanto, comunque inizieremo in primavera. Bene, vogliamo Bene, ricordare assolutamente così, Maurizio, sì. i contatti, Jack, allora Facebook, Jack Gallo oppure il mio sito web www.attorejackgallo.com, i vari social sempre come Jack Twitter, Gallo, Instagram, Twitter, dappertutto. eccetera. Ci Io sei ti, vorrei, dappertutto. io ti vorrei vedere una parte come controfigura di Al Pacino, perché tu mi grande. ricordi Al Pacino, io Che veramente stravedo per Jack perché veramente io amo Al Pacino, quindi d'altra parte, quindi c'ha questo suo, c'è qualcosa dentro di Al Pacino. Per me è un grande complimento perché è uno dei miei attori preferiti, quindi Al Pacino, De Niro. L'altra volta ti Non abbiamo si sa portato mai, fortuna, quindi infatti. proseguiamo Speriamo. a seguire la tua Sì, carriera. grande. Enrico, Eccolo.
Eccolo qua, Eccoci guarda, è qua. stato veramente bellissimo. Sei tranquillo che è andato via Davide adesso? no, Proprio ma- sereno? Giochiamo sempre, giochiamo sempre. Dicevo, è per stato cui- bellissimo avervi questa sera e poi soprattutto di È fianco, forte, perché è forte, non era Davide. preparata, era stata un po' No. improvvisata come fanno i nostri amici. No, lui è molto bravo perché adesso, scherzi a parte, lui ti destabilizza sempre, Sì. per cui fa sempre, che poi è una chiave della comicità molto importante, cioè il fatto che ti sorprende sempre perché tu ti aspetti un tipo di reazione o una risposta Lui a non una ce l'ha domanda una reazione. e lui invece ti scombussola sempre i piani del discorso, diciamo. Per cui è bravo, dai. Enrico, il prossimo spettacolo tuo? Dunque, io faccio delle serate in giro, per cui normalmente mi trovate, se volete vedere, guardate su Facebook, giovedì sera prossimo, venerdì sera prossimo, serate in giro per locali. Poi dopo io sto organizzando, se posso dirlo, Devi, no, sto assolutamente. organizzando con un impegno anche notevole, abbiamo fatto una piccola associazione, stiamo organizzando il primo vero importante capodanno a Forlimpopoli al Palazzetto dello Sport, per cui c'è la palestra dove si mangerà, c'è il Palazzetto dello Sport dove ci saranno gli spettacoli, dove faccio sia il mio spettacolo, poi parte con il concerto, il Gioco di Brutto, la discoteca, Vabbè, seratona, eccetera, veramente, seratona ultimo del 31 dicembre a 31 Forlimpopoli, per cui ecco. Prenotazioni dove? Diciamolo. C'è un numero di telefono che sarà attivo da quest'altra settimana che è un 366 900 2000, per cui è 900 abbastanza semplice Bene. da Da ricordare. ricordare. Quindi andiamo, c'è Zambianchi che è veramente, insomma, per passare veramente l'ultimo dell'anno con un po' di sorriso sulle labbra, insomma, ce n'è Sì. tanto bisogno. Da non quindi- perdere. Da non perdere, Sì, vero? grazie. Come da non perdere l'evento di Esatto, Alessandro. l'evento di Alessandro, ricordiamo, allora, il Sì. 18 di dicembre alle ore 18 al Palacattani a Faenza. Festeggiamo, ricordiamo i 20 anni di carriera di Alessandro e ricordiamo che il 20% insomma, della serata verrà donato alle famiglie delle zone Sì, qual è la terremotate. telecamera? La mia? Qua. Questa qui? Sì, Questa qua? direi di qua. Lo dico alla telecamera Mi perché raccomando. vengono 100 persone in più se li guardi negli occhi. Sì, sì. 18 dicembre, ore 18, Palacattani. Prezzo popolare, 10 euro, 2 euro vanno al terremoto. Noi non Semplicissimo. mancheremo, bravo Alessandro. Ok? Assolutamente, Bellissimo bravissimo. messaggio. E poi ricordiamo anche brevemente solo che Assolutamente. Alessandro va anche all'estero, quindi sei Beh, stato... direi che negli ultimi anni la mia carriera, se vogliamo chiamarla così, è più che altro come esportatore di italianità all'estero, in uno spettacolo però che è uno spettacolo internazionale, dove ci sono i grandi successi dell'Italia degli anni 60, dove ci sono le canzoni che io ho scritto ovviamente in questo stile, uno spettacolo un po' in stile Las Vegas se vogliamo, perché si va da quelli che erano i grandi personaggi come Elvis Presley, Tom Jones, quello che poi serve per uno spettacolo internazionale. Ci sono dei canoni che sono quelli e alcune cose non vanno cambiate, poi il personaggio fa originale o no lo spettacolo che porta in giro. Sì. Allora ricordiamo Facebook Alessandro Ristori Portofino, poi il sito ristori20.com fino al 20 di dicembre. Focalizziamo tutto su questo Ristori 20. Esatto, e Ristori 20 anche hashtag, C'è Instagram, tutto Twitter, Ristori, sono tutto. da Ristori 20, Per i adesso 20 anni. dalla prossima settimana tutto sarà Ristori 20. Perfetto, Instagram Ristori 20. Perfetto. Allora, vi ricordo anch'io, grazie perché siamo sempre tiratissimi noi Frida. E Alessandro Ristori, grazie, verremo tutti a vederti. Assolutamente. Verremo Sì, tutti ma prima quanti. faremo un collegamento con le prove. Con le prove, dai, ti teniamo controllato, Sì, teniamo sì, controllato. E io intanto volevo naturalmente ringraziare i nostri ragazzi, c'è pochissimo tempo perché purtroppo vi terrei qua tutta la sera. Ringraziamo il maestro Alessandro Guidi che vi ha accompagnato nella vostra interpretazione, Alex De Brasi e naturalmente Enrico Paterna. Un prossimo evento che state preparando? Noi adesso dal 2 dicembre saremo con la nostra rassegna al Teatro Cinema Veritas a Reda. I dettagli ci trovate su Facebook. Oltre a noi gli altri fondatori sono Mauro Asirelli ed Angelo Corona e ovviamente abbiamo anche le nostre quote rosa che salutiamo, Chiara, Isabella e Stefania. Quindi dal 2 dicembre ci venite a trovare, la rassegna si chiama Join, coinvolgerà altre città come Milano e Rimini, quindi è un'ottima occasione per conoscere l'improvvisazione teatrale sotto molteplici forme. Il 17 marzo noi andremo in scena con un musical che sarà improvvisato sia nei testi che nelle canzoni. Allora, Bene. vi vogliamo vedere ancora in bocca al lupo per le vostre bocca al lupo. rappresentazioni, vi vogliamo ancora ospiti qua, naturalmente. Frida vieni qua Sì, al centro vengo qua. perché Non so, salutiamo finisciamo? tutti quelli che sono i nostri ospiti, i nostri ragazzi Milena e Alessandro, e noi che dire, noi vi diamo, speriamo vi siate divertiti, noi ci siamo divertiti questa sera Tantissimo. tantissimo
E ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata un po' più particolare, più profonda, perché avremo atei, credenti, un po' più mistica la serata. Tutti i venerdì, quindi, ore 19, mi raccomando. Ore 19, mi raccomando, che dire, vi salutiamo, buona settimana a tutti, anche da parte dei nostri amici Honey, che sono qua belli pronti col suo Facebook. Questa sera abbiamo tanti messaggi che...